smaltimento impianto GPL. L'assessore che risponde a questa interrogazione Boscolo Chio Maria Rosa. Prego, consigliere. Ero impegnato, e credo sia cosa buona, Assessore, ritornare su questo tema, perché è un tema che non può, come si dice, essere accantonato, essere messa lì come una prassi ordinaria che viene, diciamo, in qualche misura sottovalutata, ecco, da parte dell'amministrazione pubblica. Allora, siccome poi questa è una città in cui spesso le notizie arrivano ai consiglieri in maniera non sempre, diciamo, pubblica o da parte di chi poi gestisce l'amministrazione, ma attraverso spipperi, chiacchiere. Allora, siccome a me piace poi riportare in aula e dibattere e capire esattamente come stanno le cose. Perché faccio questo passaggio? Perché anche sulla vicenda dello smaltimento della discarica di Borgo San Giovanni, mesi fa avevo avvisato che le autorità competenti avevano deciso di non smaltire la discarica, e che in qualche misura avrebbero costruito un sarcofago e avrebbero chiuso lì. Le cose si sono verificate, tant'è che in questi giorni il consigliere regionale Dolfin ci ha comunicato che anche lui si è interessato alla vicenda mesi dopo, per dirci la cosa è chiusa. Il pericolo che corriamo ogni volta è che magari anche i colleghi dell'opposizione che segnalano degli aspetti che vengono a conoscere importanti e delicati della città non vengano presi in considerazione e poi arrivano le vicende come la vicenda del sarcofago, che è un danno per la città, perché chi abita in quel territorio e la città nel suo insieme doveva vedere smaltita quella realtà, perché erano stati messi milioni di euro per poterla smaltire. Il risultato resterà lì un'incompiuta che porta via spazio qualificante per eventuali interventi utili, parcheggi, verde, porto, mercato ittico, attività ittiche. Resta lì questa grande incompiuta. Le cose che mi sembra di aver capito e percepito in questi giorni sull'impianto GPL, che sia in atto un tentativo di vendita da parte della Socogas a nuovo soggetto di quel diciamo, sito. Attenzione, che non ci troviamo in casa chi magari da una parte abbiamo combattuto la città nel suo insieme, chi più, chi meno, chi con più forza, così, abbiamo combattuto per bloccare, e magari ci troviamo con un altro intervento che non sia del tutto chiaro e del tutto credibile e utile per la nostra città. Quindi io preferisco pensare che si continui a lavorare per lo smaltimento, perché deve essere smaltito, e tutt'al più se ci sarà un nuovo soggetto, si presenti all'amministrazione in maniera trasparente, non il solito sottobanco che spesso registriamo nella nostra città, trasparente per capire esattamente le intenzioni che ha in quel sito. Quindi oggi, Assessore, le segnalo da una parte l'esigenza di capire a che punto siamo sullo smaltimento e capire, tenere l'occhio vigile, visto che ha competenze anche nella parte urbanistica della città, capire esattamente cosa, se ci sono movimenti strani, non è che lei deve fare il poliziotto, però insomma, se qualcuno vuole costruire o ha intenzioni serie, come quando c'è il morosamento da mettere in campo, si presenta ai genitori e dialoga con i genitori della predestinata. Quindi, siccome l'amministrazione su questa vicenda credo debba buttarci un occhio, segnalo, come ho fatto sul sarcofago, che poi avete visto che si è verificata quella vicenda e abbiamo dormito, e dovremo ancora oggi su quella vicenda non dare per scontato che abbiamo perso la partita, perché lì abbiamo messo milioni di euro. Consigliere. Tra l'intervento statale e l'intervento regionale. Allora dare per scontato che il sarcofago e quella discarica camuffata resterà mi sembra un fatto non certamente positivo nella città. Non vorrei che succedesse qualcosa di negativo anche per quanto riguarda l'impianto GPL. Sì, ricordo dal regolamento che le commissioni con la risposta compresa, cioè con la soddisfazione o meno, devono durare in tutto 5 minuti, quindi consiglio sempre di tenersi quel minuto per la soddisfazione.
E allora diamo subito la parola all'assessore. Prego, Assessore. Grazie. Sì, ringrazio il consigliere Chiozzo perché non uno ma due occhi bisogna tenere su quel ex deposito di GPL. Le ultime notizie sono che a fine novembre abbiamo inviato una nota all'autorità portuale chiedendo informazioni da una parte e dall'altra offrendo assolutamente disponibilità a una collaborazione concreta. Sì, arrivano ogni tanto note informazioni. Di certo la Costa Bioenergie ha messo in vendita i 3 bomboloni, ha messo in vendita le tecnologie, ma li ha messi in vendita, non le può mettere in vendita in quel sito perché i contenziosi con l'autorità portuale, ma in particolare con il demanio, perché l'area è demaniale, è data in utilizzo all'autorità portuale. I contenziosi sono ancora molti, non li conosco tutti appieno, ma di sicuro gli è stato contestato il fatto che insistono senza nessuna autorizzazione su un'area portuale destinata ad altro piuttosto che a bunkeraggio di GPL. Sono contenziosi rilevanti che però si capisce che andranno avanti per un bel po' di tempo. Il percorso, da quello che abbiamo potuto capire con l'autorità portuale e il demanio, è lungo sia per lo smaltimento e sia per la richiesta di fondi per lo smaltimento, perché quello che è certo è che la legge, la finanziaria che ha previsto lo stop all'entrata in esercizio dell'impianto non prevedeva lo smaltimento ma solo l'indennizzo dei costi della Socogas, della Costa Bioenergie. Le idee e i progetti che ha l'autorità portuale sono interessanti, diversi, che riguardano sicuramente il porto. Noi abbiamo offerto anche un nostro interesse per un utilizzo a parcheggio di quell'area. Abbiamo anche verbalmente, non per iscritto, chiesto la possibilità di utilizzare già quella spianata che c'è prima dell'ingresso al deposito vero e proprio, insomma, però è difficile perché è confinante da una parte con la discarica di cui parlava e dall'altra con l'impianto, quindi la si dovrebbe isolare per motivi di sicurezza. Vediamo, le idee ci sono, abbiamo visto una seria volontà di smantellare quel deposito, tanto che l'autorità portuale ha detto che chiederà l'utilizzo della banchina, perlomeno, perché comunque serve per utilizzi che possono avere all'interno del porto. Banchina che, se vi ricordate, ha quel tubo, no, all'interno, che purtroppo la destina a carichi non rilevanti, quindi una banchina che può essere usata per carichi relativamente pesanti. Comunque l'autorità portuale ha detto piuttosto che niente, meglio piuttosto. Anche là c'è una partita aperta fra Camera del Commercio e Regione Veneto, perché se vi ricordate quella banchina aveva utilizzato finanziamenti europei e doveva essere ad uso pubblico. Di fatto con il deposito di GPL diventava uso esclusivo e quindi la Regione ha chiesto la restituzione dei soldi, nel senso che l'Europa il finanziamento lo dava solo per un uso pubblico, e anche là c'è un contenzioso aperto che vediamo come si risolverà. Quindi purtroppo i tempi saranno lunghi per capire chi deve fare che cosa e per capire chi potrà finanziare l'opera di smantellamento. Sapendo che all'autorità portuale quell'area interessa molto e, ripeto, abbiamo espresso anche il nostro interesse per un utilizzo della città. Vediamo l'evolversi, siamo comunque in un contatto molto stretto con l'autorità portuale, in particolare sulla questione, e
la partita di fatto in mano loro, perché è tutto spazio che a loro viene a mancare, e quindi secondo noi l'importante è che abbiamo offerto una nostra disponibilità ad affrontare assieme la questione, se è da andare anche il sindaco in particolare ai ministeri e via per chiedere finanziamenti. Spero di essere stata esaustiva. Grazie Assessore. Adesso prego consigliere Tiozzo. Due cose veloci. La prima, quello che mi ha detto Assessore, è che per modificare la destinazione d'uso di quell'area, essendo stato votato in Consiglio Comunale un accordo di programma tra noi, l'amministrazione comunale e l'autorità portuale, lì avevamo deciso in subordine di portare il mercato ittico, e quindi se lei mi dice che c'è intenzione da parte dell'amministrazione comunale di fare un'area di parcheggio, sempre possibile, è utile sicuramente per la città, bisogna ritornare in Consiglio e modificare quell'accordo di programma. Grazie. Così evitiamo, e finisco l'ultima battuta, poi mi preoccupa, Assessore, la lungaggine che lei ci ha prospettato. Io gradirei da lei, che è sempre stata, come si dice, una donna energica e anche puntuale sulle cose, la vedo, come si dice, entrare nella logica tradizionale della politica, non più di quella spinta che vi abbiamo conosciuto negli anni passati, ma però purtroppo il tempo passa. Grazie, Assessore. E le persone si trasformano. Grazie, consigliere.